siciliano vuol dire anche amore per la recita, per il teatro. Mi trovo con uno dei più grandi personaggi, conosciutissimo in Sicilia e anche in tutto il mondo, il signor Vito Zappalà. Buonasera signor Vito Zappalà. Grazie, ha detto bene, amore siciliano. Io ho scritto una commedia, appunto, Matrimonio a 70 anni, ovvero amore siciliano, molto molto bello. Per me un siciliano è la lingua più armoniosa della terra, come disse l'Abate Mele, ed è bello. Io ho preso esempio da papà, che ha sempre recitato in dialetto siciliano e debuttò nel 63 a Palermo, appunto con un lavoro dialettale siciliano, e da allora in poi abbiamo piantato qua le radici palermitane, quindi con Donato, Teresa Zappalà, eccetera eccetera. Praticamente la conduzione familiare. Cioè, la maggior parte sì, siamo tutti parenti, ecco il grosso della compagnia, siamo parenti, tutti Zappalà, e poi ci sono anche gli altri attori. Quanto tempo è che dura questa passione? Quanto tempo? Da quando siamo nati. Io ricordo mia madre in periodo di guerra, nel 45, così, ecco, noi eravamo sfollati a Camporeale, poi girando per i paesi ci faceva dormire dentro la valigia, nei camerini, quindi facevamo teatro, poi bisognava un piccerino, un neonato per esempio, diavolo, come questa sera che c'è lo spettacolo che appunto Donato fa la parte di uno scemonito che porta questo bambino. Mi dica maestro, come avviene la selezione degli attori? Come avviene? Ma non c'è una vera e propria selezione, e non è vero nemmeno che attori bisogna nascerci, non è vero. Si ci può diventare. Ecco, è un apprendistato fatto graduatamente, con tanto amore, con tanti sacrifici, con tanto desiderio al teatro siciliano soprattutto. Solamente il segreto è averci è la nostra lingua, il dialetto siciliano, almeno per me è una lingua. È bello parlare, che saccio, due parole in siciliano e una magari ne parlo sempre due in siciliano. Va bene, maestro, progetti per il futuro invece? Progetti per il futuro, noi altri adesso terminando qua al Teatro Savio, che abbiamo altre 2 commedie, poi apriremo a Mondello come l'anno scorso presentando la terza rassegna C'era una volta. Questa rassegna è dedicata alla memoria di nostro padre Franco Zappalà. Quindi parteciperanno tutte le altre formazioni, le altre compagnie. L'anno scorso c'è stato Enrico Guarneri che ha fatto 2 spettacoli, poi facciamo cabaret, operetta, teatro dialettale siciliano, quello non deve mancare, e debutteremo quindi l'8 luglio e chiuderemo il 30 settembre. Maestro, ci presenta la sua compagnia? Beh, è doveroso presentare alcuni componenti della compagnia che prenderanno parte in questi 2 atti unici che andremo a presentare questa sera. Quindi qui abbiamo Calogero Spina, poi abbiamo Paolino Brancati, che ormai lo conoscete, Donato Zappalà, Danilo Zisa, Teresa Zappalà, Francesca Zappalà, Rosangela Cannizzaro, Arturo Mollica. Questi sono i partecipanti di questa rappresentazione di questa sera, ma la compagnia è composta da 15 elementi più fissi, più i tecnici naturalmente. Perfetto. La ringrazio nuovamente, signor Zappalà. In bocca al lupo. Grazie. Italia Spagna c'è un'altra volta che è più bello. Sabato vincevo campionato. Sabato campionato vincevo. Perciò io lavo, stiro, cucino. E tu che fai? Ti leggi la partita di pallone, E ci stai ingrassando, vittore in capo vittore. Sono cose femminili che ne potete capire di calcio. Ma esci va e vedi chi tu che può fare. Fare, perché che cosa mi stai a fare? Senti, a vedere che risoluzione applicare. Risoluzione? Ma tu stai parlando, che vuoi? Ma come? Tu scordasti che ti disse stasera. Ah sì, la mia, che vuoi dire? Ti dissi che oggi aggiornava senza manco un soldo. Non hai manco per fare la spesa. Mi pareva chi era, ci poteva pensare mai. E certo, ti pare una cosa dimentica, è vero? Ma una cosa, Pantero darete 50 lire? Avanti, vi ricapò la settimana passata e non erano 50, erano 48. Vabbè,
48 arrotondato fa 50, e chissà cosa è. Non è la stessa cosa. Si erano 50, a Stura visse ancora 2 liri e potesse cantare le patate di oggi. E dissi 48, paga a chisso, paga a chillo, e ne restero 20, e ci abbiamo campato una settimana. Vuol dire che fare, eh? Vuol dire? Una cosa sola a fare, te vedi sta faccia di figlio che mi stai facendo vedere una commozione. E chi volesse che ballassi? Ne pare, per pure a ballare, che ti hanno voluto tutto. Qual è insomma? Ti dico, che ora sto. I 10. Ah, benissimo, ancora c'è tempo. Tempo. E a chi? All'ora di mangiare, sicuramente di Clemenziorno qualche cliente verrà. Clienti? Ma come va a portare questi clienti? A Stura, se non avessi stato qui da causa di locale senza mostini, ma un soldo già serva. E se ho già visto bene l'inizio di la luce elettrica, io, chi c'è di là? Ci posso dire mai per porta volta che scanciare un biglietto di 500 lire. E stavolta corrente ne taglia, picchia bene nella taglia. Non me ne può numero mai cliente con cucchiacamento lo picchio. Come se non ha così tu vedi l'energia, ma la fiducia, la speranza. No, l'energia, la fiducia e la speranza ti vengono da partita di pallone. Se a me mi tiene lo spirito in pressione. Del resto io te le dico tutte volte. La professione di avvocato chissà è. Uno magari che 3 settimane, 5 settimane, un patente, e poi tutto un simbolo ti capita da causa che te una lo campa vita per tutta l'eternità. Sempre da così, mi hai detto. Però... Tu sempre lo picchio mi hai dato. È inutile. La fortuna non è che mia. Se mette per casa nella sta casa, fino a che questa punta, ora ciò che tu ne se ne va. D'accordo? Stai dietro, lo dico. Sì. Io, Sì, la Maria sì, Rattata, tutto. tutto. Ma andare a lavare gli robe di non farti confondere. Me ne vai, un dentro lo picchio. Del resto, tu sei l'uomo e tu te la vedi. Io chiudi col carmi di una all'oscuro un Ma pozzo. venga, pappasonazza, ma tu ti sei curcato mai a te uno è oscuro? No. E manco ti ci curchi. Ma perché? Tu che hai pensato di fare qualche cosa? Sì, cosa ti cambia in giorno non è venuto tutto? Ti prometto che vai dall'avvocato concluso. Il tuo è avvocato serio, importante, e ci preso una parola, si può prestare 50 lire e tu me le presta, va bene? E poi che forse non c'era da lavorare. Ma non lo so. Vuol dire ancora quando me le fatto un cristallo che già vincete lo picchio. No, me ne vai! Caningia! Orma gli occhi se ci metto più peggio! Vieni qua, non ti muovere. Ti volevo dire che la professione di avvocato è chissà. Uno non fa niente, però poi tutto un secolo e soprattutto quando uno ha la propria indole, le proprie capacità, l'intelligenza. Non bisogna mai demoralizzarsi, amore mio. Tu non mi va bene più! Io? E tu potresti essere di chi sto? Ma no, Ma tu mi va bene vero. Vero. E qua, Lisa, e qua, se qualche cliente o facessere, se qualcuno che cerca piccioli ci dice che sogno da rincarciuntato, va bene? Chi è? Signora, Fulvio Operaio, la luce elettrica! E chi poi? Sì, ti picchiare la luci! No, tagliare la luce amica! Mia, ma come si permette? Ma tagliare la luce? Ma insomma, anche per un atto di cortesia verso una signora? Ma quale cortesia? L'amministrazione Dumisa di Carspetta! Più cortesichista! Ma niente affatto, segretario! Scriva e procederemo subito alla presentazione in appello, ha capito? E lei aveva bisogno di un avvocato? Aveva bisogno di un consulto? Chi convenava? Rubava, ammazzava? A disposizione, signora. Ma quale consulto è consulto? Hai un ordine di tagliare e taglio! Ordine? E da chi? Dall'amministrazione! E perché? Oh bella picchi! Avvino mica non pagati! Tu misica non pago io. Amministrazione miserabile e pezzente. Ma uno vuole pagare. Le fatture con rescio non ce l'ave mai. E poi un cliente deve passare per moroso. Quanto ho detto? 20 lire! 20 lire?
vergogna, pezzente miserabile. Come il resto ha detto, lavi sempre. Pure di 500 lire? E chi c'entra? Questo ne manca pure di 500 lire. Ah, ho capito. E un avvocato per forza da avere 20 lire miserabili scanciate? Se non ho pagato, la colpa è dell'amministrazione, ha capito? E se lei mi dovesse fare il sospregio di tagliare per la voce, ci giuro che ci faccio causa per diffamazione e danni, perché io sai che non l'ho fatto mai. Segretario, lei scriva che ho anticipato di tasca mia 3.000 lire per l'apertura dell'atto. Per la regolarità ci tengo, non è per questa sciocchezza di 3.000 lire. Le va bene? Lisa! Ha capito? Se si vergogna che mi Giulia, chi c'è? mi chiami in lire e me la mandi. Ma non hai potuto scanciare ancora? Hai sempre più biglietto di 500 lire? E che sempre che fai? Ti chiesti 500 lire e ti fai dare il resto. Ma qual è il resto e il resto? Un puttane Mauro di 500 lire. Ah, quindi lei non può scambiare. No, E lei c'ha la faccitosa di venire a tagliare la voce mia. Benissimo. Si accomodi, ti c'è un puntatore, tagliasse. Però poi se ne pentirà. Chi rompe paga. C'è fare una causa, che c'è mangiare per un uomo d'occhio. Ha capito? Ci faccio una causa che lei dovrà prendersi tutte le proprietà per pagare l'avvocato. Segretario, lei è il testimone che io volevo pagare e che il signore qui presente non mi mette nelle condizioni di pagare. Ci farò causa e lei è il mio testimone. E lei ancora si conosce? Chi sta tagliando? Avvocato? No, con l'avvocato, lei deve tagliare la luce. Avvocato, faceva così, Io ne vado, vicino all'amministrazione che lei voleva fare, ma che a colpa è solo mia, E quando hai tempo, romani, quando scambia, poi paga. Vado a dire alla sua amministrazione che poi pagherò. Avvocato, però, io sono impiegato comandato, che avvocato, io faccio figli, affamatissimo, avvocato. Io giuro che qua non ci metto più peri, non giuro, avvocato, anzi che le dico pure, avvocato, non 2, non 4, ma faccio casce di uova fischi. E che dico 1, 2, ma 3 da vinciare, d'oliva, freschissima e buonissima, avvocato. Giuro che qua non ci metto più peri, avvocato, lo giuro, facciamo le mani, avvocato, facciamo le mani, facciamo le mani. Alle voci, è proprio taglia. Sì, monsignore! Chi sei tecnica professionale? È un primo problema risolto, Perfetto. Ora vai dall'avvocato Gruppuso e ci domando 50 lire, va bene? E se non ce l'ha? Lì, sa finire. No, ce l'ha, va bene. Così picchiamo per discorso d'altura. Ma tu dico bene, vero. Vero, vedi qua. E poi, se ci sta bene. Oh yeah!